Rieccoci qua sempre collegati con la dottoressa Carmen Pezzuto, consigliera dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova, e il presidente Dante Carollo, sempre dell'Ordine. Presidente, vuole commentare quanto diceva la consigliera relativamente a questa situazione che ha un po' del paradossale, perché una cosa è dire ti esonero completamente, ma poi doverli restituire in un periodo in cui sicuramente uno non avrà incassato quasi niente, fa sorridere. Fa sorridere sì, anche se quello che secondo me fa più sorridere è quello di aver inserito l'allungamento di 2 anni degli accertamenti. Questa è una cosa veramente che lascia, non dico l'amaro in bocca, ma non si riesce a capire che per una sospensione di qualche giorno, di qualche quindicina di giorni, ci siano un allungamento di 2 anni del periodo di accertamento. Dell'anno 2015, per esatto. specificare, l'annualità 2015 potrà essere soggetta a controllo e quindi ad accertamento fino al 31/12/2022 in luogo del 31/12/2020 che era la sua scadenza naturale. L'unica cosa chiara di tutto il decreto sono i 2 anni di proroga dell'azione accertatrice a favore degli uffici finanziari. Quindi tenere tutti i documenti ancora più a lungo, memoria lunga, esatto, a proposito. Esatto. Veramente un atteggiamento... No, le dico che le resto perplessa perché poi tra l'altro voi come categorie commercialisti, come un po' con gli avvocati, siete anche la categoria che è presente quando vengono prese certe decisioni a livello parlamentare, e qua sembra che invece non ci sia alcuno che ha cognizione nella materia, perché tutti la commentano un po' esterefatti. Ecco, a questo proposito, Presidente, c'è anche una nota relativamente a proprio alle categorie professionali degli ordini, iscritti agli ordini professionali, lavoratori autonomi, ai quali resterebbe ben poca cosa, tra l'altro, destinata per sollevarli. Allora, su quello che siamo interpellati come categorie, qui ci sarebbe da aprire una parentesi molto ampia. In realtà, nonostante ci fossero stati degli inviti da parte degli ordini professionali che, devo dire, in un momento particolare come questo, stanno collaborando, il nostro Consiglio nazionale collabora con stretto rapporto con Confindustria Rete Impresa, avevano dato delle indicazioni nel quel periodo in cui il decreto doveva ancora uscire. È chiaro che non sono stati ascoltati, o quantomeno diciamo si è preferita l'interlocuzione col mondo sindacale che piuttosto che col mondo imprenditoriale e professionale. Su questo io capisco che ci sono dei lavoratori da tutelare, ok, e quindi grande rispetto per loro, però dobbiamo capire che è il popolo delle partite IVA e gli imprenditori che, se non hanno il fiato per stare in piedi, cade tutto il sistema. Quindi che interventi si auspica ci siano in un immediato futuro? Io capisco c'è questo periodo di emergenza e quindi bisognava uscire. Forse, come avevo detto prima, se uscivano con un decreto più snello forse era la cosa migliore. Ma va bene, lasciamogli, crediamogli ancora. Dovrebbero uscire un nuovo decreto. Speriamo che questo decreto sia che vada più in aiuto agli imprenditori. Qui il problema è la parte finanziaria, e il consiglio che dobbiamo dare agli ascoltatori: cercate di fare ricorso a quelle procedure di sospensione delle rate dei finanziamenti, sospensione del leasing, il ricorso a quelle ammortizzatori a livello finanziario che vanno messi in atto, perché io ritengo che la situazione, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, sia difficile alla riapertura, che purtroppo a tutt'oggi non abbiamo ancora la certezza, ed è quello che scombussola tutti, il fatto di non avere cioè brancoliamo ancora nella nebbia. Quindi noi ci hanno dato una data che potrebbe essere il 25 marzo piuttosto che il 3 di aprile, però a tutt'oggi non abbiamo certezze che questo sarà, perché se uno avesse un orizzonte temporale davanti che sa che deve stringere i denti fino al 3 di aprile,
può anche supportare questa cosa, ma a tutt'oggi noi non abbiamo certezza che questo si possa verificare. Assolutamente, quindi ascoltate quindi speriamo un po'. Anche che le misure del mese di marzo che siano poi prorogate, perché quando si dice il sostegno alle botteghe col 60% di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo. Cosa vuol dire? Il fenomeno fosse circoscrivibile al mese di marzo. È veramente difficile da immaginare come abbiano potuto lavorare così tanto e chiamare un decreto salva Italia delle misure così ristrette proprio dal punto di vista della prospettiva economica e finanziaria in cui il Paese si trova. Ecco, attenti a questo capitolo, credito d'imposta per botteghe e negozi, l'articolo 65 peraltro, dice che non si applica questa misura alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona. Perché sarebbero quelle che sono aperte. Esatto, quelli che sono aperti, quindi le farmacie, le parafarmacie, quindi loro non hanno questa cosa qui. Sì, dimentichiamoci che poi ci hanno recluso in casa, quindi non gira nessuno, le farmacie hanno le serrande aperte, però non c'è nessuno. Parlavo con un collega e mi dice addirittura, soprattutto nelle farmacie o parafarmacie del centro, è più difficile ancora la gestione rispetto a quelle magari dei paesi, perché dice non c'è movimento di persone. Quindi anche queste sono cose, cioè i bistrattati sono quelli della partita IVA, c'è poco da dire. Ma perché sembra veramente che il governo non conosca tutta questa fetta del mondo imprenditoriale. Adesso non è per dare un colore politico. Hanno permesso di chiudere le poste, i dipendenti pubblici a casa le poste, però chi hanno lasciato aperti i tabaccai, perché sono quelli che devono supplire a pagamenti o a quant'altro. Cioè, veramente c'è una visione distorta di quello che è la realtà. Infatti, ecco, relativamente, tra l'altro poi il discorso che si era parlato anche tempo addietro dell'OCRI è sospeso tutto quanto, quel che riguarda anche il codice della crisi d'impresa. No, ma su questo gli rispondo, perché questa mattina ho avuto una telefonata con Registro Imprese che mi ha chiamato per dire se c'erano dei disguidi in modo di comunicare se i colleghi avevano sollevato qualcosa, e la battuta è stata: ci preoccupavamo dell'organismo della crisi dell'OCRI e quant'altro, dice i problemi qui sono tutt'altro, dice in questo momento, ma abbiamo già visto che c'è un rinvio. Penso che comunque se la norma andasse a regime come era stato previsto, penso che è una Caporetto per gli imprenditori. Infatti, perché io so che molti imprenditori, perché è stato solo portato un po' più in là nel tempo, sono terrorizzati, perché se anche dovesse prendere atto in una situazione di questo tipo che non finirà adesso, non ci sono buone prospettive anche di applicabilità. Anche questo è una grandissima responsabilità in capo ai professionisti, in realtà viene lasciato proprio sulle spalle dei professionisti e su una corretta gestione, informazione e conduzione del cliente, anche sia gestire questa situazione di grande preoccupazione, perché si può gestire e si può questa fase. Diciamo che c'era una paura generalizzata anche prima del coronavirus di questa forma di monitoraggio e di controllo dei flussi di cassa aziendale, e questa appunto andava gestita e bisognava un po' metabolizzarla. In questa situazione c'è tutt'altro a cui pensare, quindi sarà ancora più difficile, però è una responsabilità ulteriore che grava sui professionisti, che invece di essere aiutati vengono appunto ulteriormente gravati. E si spera che chi un giorno, un futuro, dovrà decidere sulla responsabilità dei professionisti si faccia una bella polaroid del momento attuale, perché in questo momento bisogna fare delle scelte che sono importanti, quindi bisogna ricordarsi che questo è un momento particolare e non finirà oggi, però basta che poi uno se lo ricorda bene questo. Assolutamente. Ecco, qualora ci fossero delle aziende o dei professionisti che rinunciano a queste sospensioni, devono fare qualche cosa, oppure automaticamente provvedono, perché in Italia è tutto quanto, sia che tu abbia diritto a una cosa oppure no, devi fare delle azioni, nulla è dato per scontato. La scadenza naturale credo che sia gradita senza problemi, non mi risulta che ci siano delle azioni preventive da mettere in atto per fare versamenti alla scadenza naturale. No, certo, se tu vuoi andare in ufficio Agenzia Entrate e mettere a posto qualcosa, chieda lì, è tutto chiuso, è tutto prorogato.
c'è comunque la menzione sul sito per chi ha versato le imposte nei termini. Non si fa luogo al rimborso di versamenti già effettuati. Sì, però c'è anche la menzione, cioè se vuoi ti menzionano il fatto che tu eri. Sì, so che c'è nel sito del Ministero. Sì. Menzione d'onore? Sì. C'è la menzione d'onore, bisogna ricordarlo. Quindi ti danno la medaglia se versi entro i termini quelli originari. Ma dai. Sì, no, questa infatti c'è la menzione del Ministero. Un'altra cosa volevo chiedere, invece per quel che riguarda le aziende che hanno dipendenti, hanno degli oneri particolari per l'integrazione salariale, delle azioni particolari per le quali devono rivolgersi al professionista che li segue, e che è bene ricordarsi, perché tante volte uno è in sospensione, ha anche un piccolo artigiano, una piccola impresa, trascura certe cose e poi si trova in situazioni di difficoltà. Che vi sentite di consigliare? Allora, io come avevo detto prima, in questo momento, cioè, il consiglio da dare è di usufruire di tutte le norme che sono state previste e quelle che si andranno a prevedere, perché, ripeto, non è che finito questo periodo di emergenza la cosa poi riparta, già le aziende arrivavano, mi passi il termine, un po' con le ossa rotte, quindi se ci sono spazi dove c'è la possibilità di attenuare questo impatto, bisogna usufruire di queste norme, di queste previsioni, soprattutto sul discorso cassa integrazione, o comunque far usufruire i dipendenti delle ferie e tutte quelle cose che possono permettere di attenuare l'impatto a livello finanziario ed economico sulla realtà aziendale. Perfetto. Dottoressa, anche per provvedimenti di riduzione del cuneo fiscale non ce ne sono per i datori di lavoro? Zero. È stato tutto congelato per il momento. Anch'io una raccomandazione la vorrei fare anche in termini proprio di trasparenza, adesso forse è una notazione un po' tecnica, ma di trasparenza dell'informativa sul bilancio, cioè in questi giorni stiamo chiudendo i bilanci e il consiglio anche in generale che i professionisti stanno dando è anche di non, per quanto possibile, di cercare di chiudere questi bilanci in fretta per passare alla gestione dei conti del 2020 con consapevolezza, con prospettività, quindi non prendere il tempo inutilmente, è chiaro che ognuno ha le sue esigenze, non mi permetto di giudicare, ma per così dilazionare senza criterio le chiusure dei conti. Cerchiamo di chiudere i conti, di dare una fotografia corretta e trasparente. Se decidiamo di ricorrere agli ammortizzatori sociali, lo scriviamo con una corretta informativa anche negli eventi successivi al bilancio, perché se c'è trasparenza, se c'è correttezza di informazione, la filiera funziona, può pianificare, può prevedere. Se si mette la testa sotto la sabbia e le informazioni sotto la sabbia, salta tutto, perché non c'è più visibilità effettiva dei numeri e della continuità aziendale. Questo può creare solo problemi, non aiuta di sicuro. Assolutamente. È un appello alla trasparenza. Quindi sarà anche molto attenti a non commettere errori, tra l'altro in questo periodo, perché dopo magari col senno di poi se ne pagano anche le conseguenze. Presidente, chiedo anche a lei, ci sono tantissime piccole partite IVA, professionisti, piccoli, per non parlare degli agenti di commercio o iscritti a categorie autonome. Molti anche ci hanno scritto dicendo: ma c'è qualcosa, è previsto qualcosa anche per noi che loro sono quelli più penalizzati. Anche il nostro Presidente nazionale era uscito con un comunicato stampa dove in teoria le norme a tutt'oggi le norme che sono uscite a tutt'oggi non hanno una grande copertura su queste posizioni. Se non ricordo male sono sui 300 milioni quello che viene 300 milioni ho trovato anch'io, viene messo a disposizione. Tra l'altro anche parlando direttamente della nostra Cassa di Previdenza ha detto che valuterà caso per caso senza interventi a pioggia. Sì, come le dicevo in tutto questo discorso che abbiamo fatto, cioè sono stati dimenticati il mondo degli lavoratori autonomi e è il mondo che sostiene l'economia. Assolutamente. Perché questi sono quelli che hanno più difficoltà, okay, e che si troveranno veramente in grosse difficoltà una volta superata, speriamo presto, questa fase qui. Assolutamente. Siamo in chiusura. Dottoressa, l'ultima battuta, un consiglio che si sente di fare?
Un consiglio, è difficile di mantenere la calma e di cercare, appunto, come dicevo prima, di fare le cose con ordine, con la possibilità di pianificare le azioni, di farsi consigliare e quindi di non improvvisare, di non utilizzare le proroghe in modo funzionale e ordinato, perché servono, ma non vanno utilizzate così senza criterio. Quindi sicuramente il professionista, come sempre, purtroppo è fondamentale in queste fasi, e quindi cercheremo di essere di aiuto a tutti gli imprenditori che ne avranno, a tutti i nostri clienti, per sostenerli in questa fase, perché ci sosteniamo a vicenda, diciamo così. Dopodiché anche i lavoratori dipendenti, certo, sono stati pensati di più, ma non se la passeranno bene nemmeno loro, perché certo col blocco dei licenziamenti anche quello è congelato per poco tempo. Quindi un'ultima cosa, è vero che c'è un bonus di 100 euro per le aziende per i dipendenti che hanno lavorato in questo periodo? Sì, 100 euro da commisurare ai giorni di effettivo non lavoro, sempre riferiti a marzo. Non so se possano diventare 10 euro, 15 euro, 20 o euro. Di lavoro, no, o di lavoro effettuato. Non so di lavoro effettivo, sì, di lavoro effettivo. Bene. Articolo 63, che possiedono, ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito inferiore a 40.000 euro, spetta un premio per il mese di marzo, sempre questo marzo cruciale, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Ecco, perfetto, no, giusto per così. Ma questo lo deve fare di default l'azienda o su istanza dei lavoratori? È riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e quindi in teoria in via automatica. Poi perfetto, no, proprio magari gli imprenditori, quelli che hanno dei dipendenti, delle cose. Ecco. Sia questi 100 euro sia questi 600 euro delle partite IVA, per quanto poche partite IVA, ricordiamoci che sono denominate come indennità e quindi non fanno reddito. Non fanno reddito, quindi chiamate apposta indennità. Almeno questo. Grazie dottoressa. Presidente, siamo proprio in chiusura, quindi la ringrazio anche il suo della partecipazione. Gli studi commercialistici restano operativi comunque? Certo, sono sempre operativi. Come le dicevo prima, il decreto è arrivato il 17, il giorno dopo della scadenza dei termini del 16. Lei può pensare che se io devo fare dei conteggi per versare delle imposte, per versare dell'IVA, non è che lo faccio la sera aspettando le comunicazioni, quindi le cose erano già tutte preparate, già tutte fatte. E questo è il nostro ruolo, chissà che prima o poi venga capito e venga apprezzato. Infatti, allora noi ci riaggiorniamo al prossimo decreto, speriamo che abbia un contenuto economico e non soltanto di tipo sanzionatorio, restrittivo delle libertà, ma che ci sia anche qualcosa di concreto, di supporto anche alle altre categorie che non ne hanno tratto beneficio. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, perché so che siete presi malissimo, cioè siete pienissimi di lavoro, che per fare questi collegamenti avete ritagliato del tempo prezioso per le aziende, quindi grazie veramente, grazie a lei dottoressa, grazie a lei presidente, ci rivedremo a questo punto, ci riaggiorniamo, grazie molte. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti. Buonasera.